Corsa a Cassugana, ufficializzata la candidatura di Mario Conte per il centrodestra unito. De Checchi, candidato di Forza Italia, fa un passo indietro e sarà vice del leghista. Il passo indietro di De Checchi fa perdere le staffe a Gentilini, che era pronto a sostenerlo. Lo sceriffo è rimasto isolato, sempre più tentato da una corsa in solitaria con un proprio candidato. Protesta dei risparmiatori davanti alla ex sede di Veneto Banca a Montebelluna, tensione quando il 19enne, che ha occupato da settimane l'entrata, tenta di impiccarsi, fermato dai carabinieri. Spettacolare incidente stamane in via Nuova Trevigiana, Casale sul Sile, nella carambola tra due auto sono rimaste ferite 7 persone, per fortuna nessuno è grave. Con questa legge elettorale il rischio è l'ingovernabilità, alle imprese invece serve stabilità. L'appello degli industriali trevigiani riuniti oggi per le prospettive del 2018. Shoah e foibe, polemica rovente tra Regione e Comune di Treviso per la scelta di Cassugana di accomunare in un'unica denominazione, giorno del ricordo, i due eventi. Nascerà il prossimo 17 gennaio la confraternita del Musetto, ideatore il sindaco di Riese Pio X e frontman dei Los Massadores Matteo Guidolin, già 270 le adesioni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano le elezioni amministrative a Treviso, perché è stato finalmente formalizzato l'accordo tra Lega e Forza Italia con il ticket Conte-De Checchi, sindaco e vice sindaco. Centrodestra compatto, convinto di poter riconquistare Cassugana. Il loro lavoro, con la loro coerenza, faranno certamente ritornare il centrodestra nella nostra città e io li ringrazio anticipatamente. Giampaolo Gobbo ne è convinto, il centrodestra unito può vincere, finalmente ufficializzato a Treviso come a Vicenza l'accordo tra Lega e Forza Italia per le elezioni amministrative di primavera. Il leghista Mario Conte, candidato sindaco, l'azzurro Andrea De Checchi, sceso in campo nei mesi scorsi, suo vice in caso di vittoria. Non un passo indietro, dicono da Forza Italia, ma un passo al lato. Abbiamo i candidati migliori, ma soprattutto abbiamo una storia. Dal 95 noi governiamo questa regione insieme, Lega e Forza Italia. Questa è la garanzia per il futuro. Aspettavamo il via libera dal regionale perché l'accordo doveva essere su base più ampia di quella di Treviso, è stato trovato l'accordo su Vicenza e di conseguenza anche in città. Adesso non ci resterà che lavorare pancia a terra per un ticket che è un ticket di assoluto livello, Conte e De Checchi, diciamo il meglio che si può esprimere per Treviso. Era il traguardo che ci eravamo prefissati fin da subito, c'è stato questo tergiversare un po' per un paio di mesi, ma alla fine il risultato è quello che è più consono a quello che è il percorso fatto assieme a Forza Italia negli ultimi 2 anni in provincia di Treviso. Un modello che per il segretario nazionale del Carroccio, Gian Antonio D'Arè, si può replicare anche altrove. Contiamo dopo le politiche di trovare anche accordi su altri comuni importanti, vedi San Donà, vedi comuni sopra i 15.000, 20.000 abitanti, di trovare magari un candidato condiviso in maniera di dare un'immagine di un centrodestra unito. Dunque De Checchi ha compiuto l'atteso passo indietro a favore di Mario Conte, uniti per mandare a casa Manildo, dice, ma resta l'incognita di Giancarlo Gentilini. Eccoli finalmente insieme Mario Conte e Andrea De Checchi, non solo sui banchi dell'opposizione a Palazzo dei 300, ma in prima linea per la riconquista di Cassugana. Candidati ai posti di sindaco e vice sindaco per un centrodestra unito, notizia che si rimpalla da settimane ma ufficiale solo da questo pomeriggio. De Checchi ha dunque compiuto l'atteso passo indietro a favore del candidato del Carroccio. Trovate le quadre sia di natura politica che di natura programmatica, francamente non vi era più una motivazione per cui il centrodestra non dovesse essere compatto per riuscire a ottenere quell'obiettivo che da sempre tutti ci siamo prefissati, cioè mandare a casa un'amministrazione di sinistra che riteniamo non abbia governato bene la nostra città. Soddisfatto dell'appoggio di Forza Italia e dell'affiatamento con De Checchi, il candidato sindaco Conte, sostenuto a oggi da 5 liste. Il primo grande obiettivo che ci chiedono i cittadini l'abbiamo ottenuto e abbiamo mantenuto le promesse che erano quelle di presentarci con un centrodestra unito e quindi adesso testa bassa a lavorare sul programma elettorale come comunque abbiamo già cominciato a fare in questi mesi. Unico tassello mancante in questo schieramento Giancarlo Gentilini, che auspicava una candidatura a sindaco di De Checchi, e proprio l'azzurro potrebbe a questo punto costituire l'anello di congiunzione con lo sceriffo.
Se la mia figura in qualche modo può aiutare ad avere un centrodestra più unito, sono a disposizione. Ma a questo punto la scelta di De Checchi di fare un passo indietro o a lato invece di unire divide è una scelta che ha fatto perdere le staffe allo sceriffo Gentilini. Sentiamo. Della moralità degli altri io me ne frego, quindi l'ardua sentenza la lascerò ai cittadini trevigiani. Arriva forte e chiaro il disappunto dello sceriffo per l'ufficializzazione dell'accordo tra Lega e Forza Italia su Mario Conte e soprattutto per il passo indietro del candidato degli azzurri Andrea De Checchi, già vice sindaco di Gentilini e al quale lo sceriffo stesso era pronto a dare il proprio sostegno politico alle prossime amministrative. Mi meraviglio di questa decisione di De Checchi, ma vi dico che questa notizia non merita nessun commento da parte mia. Io mi baso esclusivamente sulla moralità che io ho applicato nella gestione della città di Treviso per 22 anni come sindaco e vice sindaco. Per Gentilini De Checchi non ha mantenuto la parola data, i due si sono ritrovati faccia a faccia questa mattina in città, poche parole che non sono bastate a metterci una pietra sopra. Intanto lo sceriffo smentisce che siano pronte 3 liste, tra cui la sua per sostenere la candidatura a sindaco dell'ex assessore alla cultura Vittorio Zanini e sul suo ruolo alle amministrative rimane il punto di domanda. Gentilini si prenderà le decisioni opportune a tempo opportuno. Ed ora la nuova protesta dei risparmiatori truffati davanti alla ex sede storica di Veneto Banca a Montebelluna, momenti di tensione quando il 59enne che per settimane ha stazionato davanti all'ingresso della banca ha cercato di impiccarsi, è stato fermato dai carabinieri. Vediamo. Sono partito. No! Dai, Marin! Ma sono assurdi questi, non vedono niente! Dai, Marin! Dai, sei importante per noi, Marin, basta! Sei importante per noi, basta! Basta, Marin, sei importante, ti paghi! Gli attimi di concitazione brandendo quel cappio fissato all'inferriata della banca dove da Natale occupa con l'auto l'entrata della sede storica di Veneto Banca a Montebelluna. Fermato dai presenti e dai carabinieri, Marin Alarambie, il 59enne invalido romeno ex correntista che ha perso 100.000 euro con il crack. Io vi invito tutti quanti a mantenere la calma in un momento così difficile, a rispettare le necessità che anche le forze dell'ordine hanno in momenti drammatici come questi. Attimi di tensione e lunga trattativa per sedare gli animi esasperati, momento culminante di una nuova giornata di protesta. In campo scendono i risparmiatori per una catena umana in piazza organizzata dal comitato Don Torta. Figli del demonio! Tanti, troppi correntisti hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e se il fondo creato per rimborsarli ha ridato una importante speranza a chi ha perso tutto, resta l'amarezza di essersi sentiti ingannati. Questa rabbia difficilmente passerà in attesa di capire se almeno la giustizia farà il suo corso contro i vertici di quella banca in cui hanno creduto una vita ad occhi chiusi. A Treviso disabile psichica palpeggiata da un giovane straniero in un parco pubblico, questo almeno il contenuto della denuncia della vittima, sentiamo. Pesanti atti sessuali subiti in pieno giorno ai giardinetti di Sant'Andrea, zona della città tra le più sorvegliate per episodi di spaccio e disordini. A denunciare la violenza, che risalirebbe a fine novembre, una giovane trevigiana di 23 anni, con un ritardo mentale, che alla polizia ha raccontato di essere stata obbligata a subire gli abusi da un kosovaro di 21 anni. Le indagini da parte della squadra mobile sono in corso, al vaglio innanzitutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area. Fondamentali le perizie disposte dalla procura, così come la testimonianza della ragazza, che ha riferito di essere stata avvicinata dal giovane kosovaro nei pressi dei giardinetti, che l'avrebbe convinta a seguirlo in una zona defilata del parco. Avrebbe quindi tentato di baciarla, respinto, sarebbe diventato più aggressivo, afferrandola per il collo e palpeggiandola. Le grida della ragazza lo hanno messo in fuga. L'identificazione del giovane è in corso, così pure la raccolta delle prove dell'episodio. I residenti e i commercianti sono soddisfatti dei progressi finora ottenuti per il controllo del piccolo parco, ma il degrado non è ancora finito.
Nonostante il divieto, in molti bevono e sporcano anche di giorno. E sull'angolo là che c'era uno con quei pantaloni tirati giù, che faceva i suoi bisogni verso il Sile. C'è da fare ancora parecchio e comunque c'è da fare soprattutto negli androni delle scalinate dove bivaccano a tutte le ore, tutti i giorni, sono piuttosto rumorosi e la gente non passa volentieri in quei posti. Devo dirle che sicuramente non è simpatico per soprattutto il sesso femminile venire a passeggiare o sostare all'interno dei giardini. È frequentato da moltissimi uomini, quindi è comprensibile che non siano sempre lucidi, in alcune situazioni sono anche un po' aggressivi, perciò è sicuramente una situazione che deve essere un po' presa in mano. Attimi di paura questa mattina, pochi minuti dopo le 8, a Casier in via Roma per un incidente stradale. Nella carambola tra due auto 7 persone, tutte straniere, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del SUEM 118 di Treviso e la polizia locale. Pesanti disagi alla circolazione, fortunatamente nessuno dei 7 feriti versa in gravi condizioni. Ed ora la pagina dell'economia, presentati oggi da Un'Industria Treviso i dati sull'andamento economico della Marca. Imprese, produzione ed occupazione sono in crescita e c'è ottimismo anche per il 2018, ma in vista del voto le aziende chiedono stabilità alla politica. È senz'altro un bilancio positivo da tanti punti di vista, sia per quanto riguarda la crescita delle vendite, sia della produzione industriale, anche dell'occupazione. Produzione in crescita del 2,5%, vendite del 5,1%, ricavi del 3,3% ed anche l'occupazione tra luglio e settembre nella Marca è cresciuta del 3%. Un'Industria Treviso archivia il 2017 come anno positivo. Le imprese trevigiane sono riuscite ad intercettare la ripresa. Fiducia ed ottimismo sembrano essere le parole chiave anche per il 2018. Certo, la maggior parte delle aziende di questo territorio lavora sul mercato ormai globalizzato con i rischi che questo comporta, ma il sentimento generale sull'andamento economico registra un incremento importante. Su questo scenario positivo grava però l'ombra di una possibile ingovernabilità del Paese dopo il voto del 4 marzo prossimo e dalle imprese trevigiane si alza forte la richiesta di stabilità. Si parla della possibilità di ingovernabilità. È chiaro che noi come imprese, ma l'economia in generale, le persone, per poter creare quello che sono i progetti di vita c'è bisogno invece al contrario di stabilità, di avere regole chiare, di sapere insomma qual è il nostro futuro. Io penso che ciò che a volte manca in Italia è proprio la capacità di traguardare dei periodi di medio e lungo termine, non semplicemente il quotidiano. Di qui dunque la richiesta di prolungare le misure che con il super ed iperammortamento hanno consentito grandi investimenti, come il mantenimento sostanziale degli impianti delle riforme del lavoro e delle pensioni. Vedo che si cerca di toccare e stuzzicare soprattutto la pancia della gente. Noi siamo gente che deve avere invece una certa responsabilità e sappiamo benissimo che abbiamo dei vincoli di bilancio, sappiamo benissimo che c'è un debito pubblico, sappiamo che siamo all'interno di una comunità europea e perciò non è che possiamo fare tutto ciò che ci viene in mente e tutto deve avere comunque una copertura finanziaria. Ma il 2018 per Un'Industria Treviso sarà anche l'anno della fusione con Padova, un'integrazione per volontà e non per necessità che darà vita ad una delle più grandi associazioni a livello nazionale. E di politica e economia ha parlato questa sera 20:10 il sindaco di Treviso Giovanni Maniddo, che ha fornito un'investitura ufficiale per il suo vice Roberto Grigoletto e Silvano Piazza alle prossime politiche. Naturalmente la puntata intera andrà in onda questa sera subito dopo il TG. Vediamo. Sicuramente è un nome importante del Partito Democratico provinciale, è una persona che ha fatto bene sia nell'ambito amministrativo che nell'ambito politico, quindi penso che sia una delle persone più titolate per rappresentare bene il nostro partito. Candidato del PD come Silvano Piazza? Ma lo vedo molto bene. Per un collegio uninominale qua a Treviso? Io verso Silvano ho una simpatia pazzesca, nel senso che lo vedo una persona capace di un pensiero personale, originale, ma anche una persona capace di convincere le persone della bontà delle proprie tesi. Lo vedo un valore molto positivo in ogni campo.
Treviso non celebra né il giorno della memoria né il giorno del ricordo, ma rilancia polemiche irrispettose della tragedia della Shoah e della vicenda istro-dalmata. Attacco del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti a Cassugana. Colpiscono e lasciano perplessi, dice, le iniziative promosse dal Comune di Treviso, che ha voluto accomunare sotto un'unica denominazione, giorno del ricordo, due eventi ben distinti che peraltro nelle manifestazioni trevigiane sono tenuti ai margini della riflessione. Si ha quasi l'impressione di essere dinanzi ad un'operazione di revisionismo. Immediata la replica dell'assessore di Cassugana Caterina Cabino: mi auguro che il presidente Ciambetti abbia la decenza di ammettere velocemente di aver preso un granchio. Da anni ormai il Comune di Treviso raggruppa sotto uno stesso titolo calendario civico fatti e ricorrenze importanti del nostro paese che ci impegniamo a ricordare senza darne letture di alcun tipo se non storico, conclude l'assessore snocciolando un calendario di 8 appuntamenti tra conferenze e mostre. Ancora un lutto tra gli avvocati trevigiani. Si è spenta a 48 anni Selvaggia Segantini, titolare di uno studio in via Municipio a Treviso. Lascia il marito Alberto e due gemelli di 10 anni. Si è dovuta arrendere alla malattia che le era stata diagnosticata un anno fa. Esperta di tutela dei marchi, brevetti e diritti d'immagine, era ricoverata da prima di Natale al Cafoncello. Le sue condizioni sono precipitate e ieri la professionista è spirata. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 11 in Duomo a Treviso. Via libera alla ripresa dei lavori a Ponte della Priula. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Linea alla regia. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Via libera alla ripresa dei lavori a Ponte della Priula. La conferenza dei servizi si è riunita oggi in Regione e ha dato il proprio via libera, pertanto, come fa sapere la Giunta di Palazzo Balbi, non ci sono più impedimenti alla ripresa dei lavori di consolidamento e restauro del Ponte della Priula sul fiume Piave a Susegana. A seguito della valutazione degli elaborati progettuali, il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stato espresso dalla conferenza sia per i lavori di restauro del ponte sia per gli interventi relativi alla viabilità e alle opere provvisorie funzionali al consolidamento del manufatto. Ed ora parliamo di cucina, di produzioni tipiche e tradizioni contadine, perché nascerà il prossimo 17 gennaio la confraternita del Musetto. Ideatore il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin. Il motto della confraternita è Lutinosum oportet esse, in latino, che è la traduzione di bisogna che il pete, perché se un musetto non peta, non è appiccicoso, non è un vero musetto di casa. Verrà ufficialmente fondata mercoledì prossimo a Riese Pio X la confraternita del Musetto. Ideatore il sindaco e frontman dei Los Massadores Matteo Guidolin, che in questo progetto ci ha messo un po' di goliardia, un pizzico di tradizione culinaria, una fettina di solidarietà ed una bella fetta di storia contadina del nostro territorio. Delle tradizioni contadine legate a quella che era il grande momento di festa, che era l'uccisione del maiale, chiaramente festa per tutti a parte per il maiale ovviamente, e che era una parte importante della vita contadina fino a qualche decennio fa. Una sorta di liturgia contadina che si celebrava ogni anno in inverno tra novembre e gennaio e che ancora oggi è presente nella campagna veneta. Cercare di conservare questo aspetto della vita contadina, tanto più che sono ancora molte le case in cui si alleva un maiale per il consumo familiare, ma anche per le piccole produzioni locali, le famose PPL, quindi anche un modo per andare a incentivare, sulla scorta di quello che è la filosofia slow food, le piccole produzioni di qualità. L'ingorda confraternita del Musetto nascerà il 17 gennaio con una cena gara alla quale hanno già aderito 270 persone, e la data non è un caso. Il 17 gennaio si celebra Sant'Antonio Abate, patrono dei Norcini, e proprio alla ricostruzione di Norcia, devastata dal terremoto, sarà devoluto l'incasso della serata.
Ed è tutto per questa edizione, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo al meteo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, sarà un sabato ampiamente soleggiato un po' ovunque. Vediamo insieme il dettaglio del 13 gennaio. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà infatti una bella giornata, all'insegna del sole un po' su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi sparse, possibili soltanto locali foschie mattutine sul Bellunese. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Bel tempo anche sulla nostra regione, dove sarà quest'oggi ampiamente soleggiato. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevale il bel tempo sulla nostra regione, sarà una bella giornata di sole con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Qualche foschia sarà possibile sui settori orientali. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 3 gradi, valori minimi sotto zero tra meno 5 e meno 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.